Salve a tutti e ben ritornati sul canale. Oggi siamo a Trissino, in provincia di Vicenza, nel paese di Lovara. Sono in compagnia di Flavio, mio amico. Ciao. Anche lui appassionato dei luoghi del passato. Ci accompagnerà a vedere delle miniere di carbone, perché proprio qui, in questo territorio, erano presenti dei giacimenti lignitiferi, giusto? Sì, giusto. Quindi ora Flavio ci porta a vedere. Andiamo. Tra i due torrenti Arpega e Restena era stato trovato uno strato di lignite, spesso 140 metri. Iniziano i lavori nel 1854, scoprendo successivamente altri strati. La prima società a mettere piede qui è la Veneta Montanistica, che già nel 1871 arriva a possedere 10 miniere. Erano gli anni del rapido sviluppo industriale, dove si sfruttavano le fonti di approvvigionamento. Venivano scavate delle gallerie nel sottosuolo per estrarre carbone o lignite, combustibile che veniva utilizzato come riscaldamento, ma anche richiesto nelle attività manifatturiere per produrre energia. Un tempo era il sentiero che percorrevano i minatori e poi qui nel piccolo torrente dovevano attraversare, sicuramente c'era un ponte e si recavano alla miniera. Nel 1943 vengono scavate altre due gallerie dalla società italiana Ernesto Breda, Galleria Est-Ovest e Trivelloni, ma si devono sospendere subito i lavori per allegamento al cantiere. Furono aperte altre 3 miniere: Galleria Paola, Bonaventura e Rosaria. E c'è l'entrata di un'altra miniera, è piena d'acqua, ma si potrebbe pensare di passare i mari in futuro. Siamo nell'area dove c'era la più grande miniera di Lovara. Qui si vede un'antica strada dove c'è stato tolto il materiale di questa collinetta per far passare i carri. Poco più su troviamo i ruderi del magazzino dei minatori. Questo veniva utilizzato per deporre tutti gli attrezzi e anche come deposito del legname. Gli abitanti del posto ci hanno riferito che molti minatori lo usavano anche come mensa, riposavano qui qualche mezz'ora e poi ripartivano per il lavoro. Ora in via Santa Barbara e lì sulla destra c'è il capitello della Santa Barbara, la protettrice dei minatori, che è stato inaugurato il 3 dicembre del 1943. Santa Barbara era anche simbolo della capacità di affrontare qualunque pericolo anche quando non c'era nessuna via di scampo. In
In questo punto dove sono adesso è stata scattata una foto per ricordare l'inaugurazione. Nelle foto ci sono 251 persone. Anche mio nonno è presente in questa foto, Benetti Francesco, minatore anche lui, che all'età di 18 anni, assieme al fratello, partivano dal paese di Piana per raggiungere questa località e attraversavano i boschi, i paesi per arrivare qui al mattino presto. In quest'altra foto al centro c'è Don Barrichello e il cavaliere Antonio Vaccaro. Si notano le lampade dei minatori appese al capitello. Durante il secondo conflitto mondiale, la miniera Cabaroni di Lovara, a Trissino di proprietà Vaccari, possedeva anche altri 2 siti di escavazione a Cornedo e per evitare la chiusura della miniera il titolare si prodigò in ogni modo possibile perché i minatori, suoi dipendenti, non fossero arruolati e mandati in guerra, oppure dopo l'8 settembre deportati in Germania. Ma dopo il 1943 la gestione delle vendite della miniera finì nelle mani dei simpatizzanti germanici. L'esclusivista della vendita rispondeva direttamente al comando tedesco, che impose quantità da consegnare molto superiori alle capacità produttive della miniera, per cui il proprietario della Cabaroni si trovò continuamente costretto a subire le pressioni e le prepotenze dei collaborazionisti fino alla fine della guerra. 13 giugno 1946. Lettera al cavalier Antonio Vaccaro, scritta dai minatori della miniera. I sottoscritti, vostri operai, riconoscenti per tutto quello che avete fatto, che fate e che farete, per loro e per le loro famiglie, sentono il dovere e la gratitudine nel giorno a voi tanto caro di porgervi i più cordiali e fervidi auguri di buon onomastico. Trissino, Sant'Antonio 1946. 106 firme di operai riconoscenti. Con la fine della seconda guerra mondiale non conveniva più estrarre carbone qui e portò alla chiusura della miniera. Molti minatori del paese emigrarono in Belgio, a Marcinelle, per continuare il lavoro da minatore. Il video è terminato, spero vi sia piaciuto. Io ringrazio Flavio per avermi portato ad esplorare queste miniere e niente, noi ci vediamo presto, ciao!